La situazione oggi è veramente molto difficile, oserei dire drammatica. Abbiamo la Germania che ieri ha messo sul piatto 200 miliardi di scudo di protezione per le famiglie, per le imprese, per gli artigiani. Questo io penso che sia il primo dovere assoluto che deve prendere il governo nel suo primo appuntamento ed è forte la sensazione nelle aziende di essere seguiti e di essere appoggiati, perché è inutile pensare a un futuro se non salviamo il presente. Io penso che dobbiamo cercare di salvarci la pelle. Chiaro che io sono un europeista convinto, però se dall'Europa non arrivano risposte, è da mesi che attendiamo una risposta sul price cap, innanzitutto pensiamo a salvare il sistema manifatturiero del nostro paese in maniera decisa, con manovre, torno a dire, che devono essere straordinarie, immediate, ma anche con manovre strutturali, che ci sia un piano energetico chiaro e preciso e che possa navigare il paese non per i prossimi mesi ma per i prossimi anni. Siete fiduciosi con questo nuovo governo che si possa realizzare? Io spero che ci sia molta competenza, che si capisca soprattutto e si percepisca l'urgenza di cui c'è bisogno e quindi lo aspettiamo ai nastri di partenza. E purtroppo non ci sarà solo la bolletta di ottobre, ci sarà poi quella di novembre, di dicembre, gennaio, probabilmente sempre peggio. Si fronteggiano, come ho detto, cioè con misure straordinarie immediate, poi le aziende, come al solito, come è successo nella pandemia, come sta succedendo oggi, sono brave, si rimboccano le maniche, cercano di trovare delle soluzioni per sopravvivere ora, ma soprattutto penso che le aziende stanno anche guardando oltre e quindi con misure strutturali per anche sopravvenire a queste esigenze forti in termini di energia e di gas.